L'occupazione sovietica delle repubbliche baltiche avvenne ai danni di Estonia, Lituania e Lettonia nel 1940, quando l'Unione Sovietica invase i loro territori. Successivamente i governi locali furono costretti a dimettersi formalmente e a proclamare governi del popolo, nelle tre repubbliche che nei mesi dopo furono annesse all'Unione Sovietica. Da giugno del 1941 la Germania nazista occupò tali territori, istituendo il Reichskommissariat Ostland, ma tra il 1944 e il 1945 l'Armata Rossa li occupò, incorporando le repubbliche nello Stato sovietico. La loro indipendenza fu persa fino al 1991, con l'incrollo dell'Unione Sovietica. Prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, la Germania nazista e l'Unione Sovietica firmarono un patto di non aggressione noto come patto Molotov-Ribbentrop. In un'appendice segreta del patto, Germania e Unione Sovietica si spartivano l'Est Europa, in sfere di influenza. Nel Nord Europa, la Finlandia, l'Estonia e la Lettonia, e, secondo una successiva modifica, la Lituania, dovevano rientrare nell'influenza sovietica. La Polonia doveva essere divisa in occasione del suo riarrangiamento politico. Dopo l'occupazione e spartizione della Polonia, l'Unione Sovietica cominciò ad esercitare pressioni su Finlandia, Estonia, Lettonia e Lituania, affinché accettassero cambiamenti territoriali e basi sovietiche nel loro territorio. Infine tutti gli stati, eccetto la Finlandia che resistette virtuosamente all'occupazione, furono occupati e obbligati a firmare un patto per la mutua difesa ed assistenza, che permetteva all'Unione Sovietica di far stazionare truppe sovietiche nel loro suolo. L'occupazione sovietica delle piccole nazioni baltiche provocò una reazione diplomatica da parte degli Stati Uniti d'America, che nel luglio del 40 notificarono al governo sovietico la dichiarazione di Welles, un documento redatto dall'allora sottosegretario di Stato Sumner Welles, con il quale avvertivano il governo della potenza occupante che gli Stati Uniti non avrebbero mai riconosciuto ufficialmente variazioni di territori determinate dall'uso della forza o dalla minaccia di ricorrervi. L'occupazione sovietica non venne mai accettata a livello internazionale e l'URSS per questo gesto fu esclusa dalla Società delle Nazioni. Dopo aver fatto avanzare unità dell'Armata Rossa nelle repubbliche baltiche, l'Unione Sovietica tentò nuovamente di occupare la Finlandia con la forza nella guerra d'inverno del 40, ma dovette accontentarsi di annettere la Carelia finlandese e di stabilire una base isolata ad Anko, presso il capo sud-occidentale del territorio finlandese. La primavera del 40 vide l'occupazione della Danimarca e della Norvegia e il blitz attraverso i Paesi Bassi e la Francia da parte della Germania. L'aggressione sovietica contro le repubbliche baltiche avvenne tra il 14 e il 17 giugno del 40, quando l'attenzione del mondo era rivolta sulle azioni dell'Europa occidentale, nello stesso giorno in cui Parigi cadeva in mano tedesca, il 14 giugno. Accusando pretestuosamente Estonia, Lettonia e Lituania di cospirare ai suoi danni, l'Unione Sovietica lanciò un ultimatum, chiedendo nuovi privilegi, tra cui l'entrata di più truppe sovietiche nelle repubbliche. In condizioni di isolamento internazionale, i deboli piccoli e indifesi governi baltici si arresero senza alcun tipo di resistenza e in pochi giorni. Le tre repubbliche furono così invase ed occupate da alcune centinaia di migliaia di soldati sovietici. Alcuni giorni dopo, alcuni comunisti locali e quelli di importazione sovietica, guidati da emissari di Stalin, costrinsero i governi locali a dimettersi formalmente e a proclamare governi del popolo nelle tre repubbliche. Nel mese successivo, elezioni parlamentari furono dirette dai comunisti locali fedeli all'Unione Sovietica e tutti i candidati non comunisti furono esclusi e molti deportati in Siberia. Ulteriori brogli furono realizzati in alcuni seggi, per nascondere il fatto che parte della popolazione, con i sovietici, stessero boicottando le elezioni pilotate. Molti furono obbligati a votare la lista unica comunista. Naturalmente le elezioni si conclusero con la vittoria dei locali partiti comunisti, che ottennero la maggioranza nei rispettivi parlamenti. In agosto tali parlamenti si appellarono unanimemente all'Unione Sovietica al fine di divenire parte di essa. L'appello fu accolto e le repubbliche, formalmente annesse all'Unione Sovietica, persero la loro indipendenza. Gli eventi accaduti nelle repubbliche baltiche non furono isolati. In Finlandia e nella penisola scandinava ci furono mutamenti di neutralità e sovranità. La Germania fece pressioni sulla Svezia affinché garantisse il transito di materiali e uomini tra Norvegia e il sud della Svezia durante la campagna norvegese e li ottenne dopo la sconfitta norvegese. Immediatamente dopo, l'Unione Sovietica fece pressioni sulla Finlandia affinché le concedesse diritti sui territori tra la base di Anko e il confine sovietico,
Le richieste furono soddisfatte dal Trattato di pace di Mosca del 40, dove l'Unione Sovietica guadagnò pure diritti sulla miniera di nickel di Petsamo. In agosto la Finlandia garantì il diritto di passaggio alle truppe tedesche, che si muovevano nei porti della Norvegia settentrionale e i porti del Golfo di Botnia, nel tentativo di migliorare le relazioni diplomatiche con la Germania, che erano state fredde dalla metà degli anni 30 a causa di differenze ideologiche, come l'evidente schieramento filosovietico del Terzo Reich durante la guerra d'inverno. La Finlandia riuscì ad aumentare i contatti politici con la Germania, unica speranza contro l'occupazione sovietica. In settembre giunsero ad un accordo sui diritti di transito su Anko. Quando il ministro degli esteri sovietico Molotov, nel novembre del 40, richiese il benestare del supporto passivo tedesco per portare a termine l'invasione della Finlandia, Hitler li negò, perché vedeva nella Finlandia un possibile alleato nell'invasione dell'Unione Sovietica. I negoziati per le miniere di Petsamo si trovarono in fase di stallo per mesi, finché il supporto indiretto della Germania non permise alla Finlandia di portarli a termine. La Germania occupò le repubbliche baltiche, come fece in molte altre nazioni d'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, con l'Operazione Barbarossa, cominciando l'invasione dell'Unione Sovietica nel 1941. In un anno di occupazione sovietica, da giugno del 40 al giugno del 41, circa 50.000 persone furono imprigionate o giustiziate. L'occupazione tedesca della zona fu altrettanto violenta. Le autorità tedesche collaborarono con alcuni esponenti del nazionalismo locale, che aiutarono erroneamente i tedeschi perché vedevano negli occupanti una possibilità di ritornare indipendenti, evitando la dominazione dell'URSS e dei comunisti. Alcuni nazionalisti si rivoltarono però anche contro i tedeschi, a causa dell'aumentata violenza della repressione nazista, e soprattutto quando compresero di non ottenere nemmeno da loro il restauro dell'agoniata indipendenza. Nel 1944 e nel 1945 l'Unione Sovietica rioccupò le repubbliche baltiche, incorporandole nello Stato sovietico. Migliaia di estoni, lettoni e lituani, contrari al regime sovietico, furono deportati in Siberia o dovettero fuggire all'estero. Con questo sistema i russi si accaparrarono il potere. Le nazioni persero l'indipendenza fino al 91. Fino a quella data i paesi baltici restarono, a parte la Moldavia e la regione dell'est Prussia orientale Königsberg, l'unico esempio di occupazione ancora presente in Europa nel secondo dopoguerra. L'occupazione straniera sovietica rimase piuttosto brutale fino alla morte di Stalin, nel 1953, e poi repressiva fino al 1991. Il destino delle nazioni del Nord Europa, solo durante la guerra, variò considerevolmente. La Svezia dovette concedere qualcosa, ma grazie a un'abile politica estera e ad un esercito credibile, riuscì a star fuori dalla guerra. Mentre Estonia, Lettonia e Lituania furono aggredite, occupate ed annesse all'Unione Sovietica, e passarono quasi 50 anni prima che potessero riconquistarsi la loro indipendenza. Come gli Stati Uniti, che seguendo la dottrina Stimson notificarono all'Unione Sovietica il 23 luglio del 40 la dichiarazione di Sumner-Welles, nota come dichiarazione di Welles, molte altre nazioni occidentali non riconobbero mai l'annessione, ma non interferirono. L'occupazione delle repubbliche baltiche fu considerata un pegno a Stalin per la sua alleanza con l'Occidente, nella lotta contro Hitler. Tuttavia le tre repubbliche baltiche continuarono ad esistere, dal 40 al 91 de iure secondo le leggi internazionali. L'apparato consolare e diplomatico continuò dunque ad esistere, dal 40 al 91, in alcuni stati occidentali, USA, Australia, Svizzera, eccetera, ed erano responsabili di una parte limitata delle funzioni delle repubbliche di Estonia, Lettonia e Lituania. L'Estonia continuò ad avere un proprio governo in esilio ad Oslo. Nel luglio-agosto del 40, inviati estoni, lettoni e lituani, che continuavano ad essere accreditati presso i governi di USA e UK, protestarono ufficialmente per l'invasione e l'annessione sovietica, dichiarandosi occupati. Membri dei corpi diplomatici, estone, lituano e lettone, nelle nazioni occidentali continuarono a formulare ed esprimere opinioni ufficiali dei rispettivi paesi e a proteggere gli interessi dei loro paesi nel periodo tra il 40 e il 91, cioè fino alla restituzione dell'indipendenza ai tre paesi baltici. La Finlandia si trovava in posizione geografica peggiore della Svezia e dovette combattere due guerre, la guerra d'inverno e la guerra di continuazione, con perdite territoriali, e dovette piegare la sua politica estera alle esigenze sovietiche dopo la guerra. Finlandizzazione.
ma riuscì faticosamente a restare indipendente, capitalista ed ha avuto un sistema democratico dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questa invece è una cronologia delle occupazioni. Dicembre 38. Elezioni del consiglio locale a Memel danno maggioranza assoluta ai nazisti, 26 seggi su 29. 23 marzo del 39 la Germania occupa la regione di Memel, in Lituania. 23 agosto del 39 firmato il patto Molotov-Ribbentrop. Il patto diede mano libera all'URSS in Estonia, Lettonia e Finlandia. 24 settembre del 39 l'Unione Sovietica impone di stabilire basi in Estonia. 28 settembre del 39 patto Molotov-Ribbentrop modificato in modo da consegnare la maggior parte della Lituania alla sfera sovietica. 28 settembre del 39 l'Estonia dovette consentire alla richiesta sovietica di basi militari. 2 ottobre del 39 l'URSS obbliga ad accettare un patto di mutua assistenza alla Lettonia. 5 ottobre del 39 la Lettonia deve concedere le basi all'URSS. 5 ottobre del 39 l'URSS inizia i negoziati con la Finlandia per ottenere basi e territori. 10 ottobre 39 la Lituania deve concedere le basi all'Unione Sovietica. 11 ottobre 39 l'NKVD emette l'ordine No. 001223 per la deportazione di elementi antisovietici da Estonia, Lettonia e Lituania verso la Russia. 18 ottobre 39 le prime unità dell'Armata Rossa occupano l'Estonia. 13 novembre 39 la Finlandia respinge le richieste sovietiche. 30 novembre 39 inizia la guerra d'inverno contro la Finlandia. 1 dicembre 39 il governo Terjokij, governo fantoccio sovietico, si instaura nella zona occupata di Terjokij, vicino Leningrado. 29 gennaio 40 l'Unione Sovietica dimentica il governo Terjokij. 13 marzo 40 finisce la guerra d'inverno col trattato di pace di Mosca. 9 aprile 40 la Germania invade Danimarca e Norvegia. 10 giugno 40 la Germania occupa la Norvegia. 14 giugno 40 Parigi cade in mano tedesca. 14 giugno 40 l'aviazione sovietica abbatte l'aereo passeggeri finlandesi Kaleva, in servizio da Tallinn a Helsinki. 14 giugno 40 inizia il blocco navale aereo sovietico in Estonia. 14 giugno 40 l'URSS lancia un ultimatum alla Lituania affinché sia formato un nuovo governo e lasci libero il passaggio all'Armata Rossa. Il presidente della Lituania, Antanas Smetona, propone la resistenza armata ma non ottenendo l'appoggio del governo e le forze armate, decide di esiliarsi per non essere usato per legalizzare l'occupazione. 15 giugno del 40 l'Unione Sovietica occupa la Lituania. Il presidente Smetona fugge attraverso la Germania, prima in Svizzera e poi negli USA nel 41, dove muore il 9 giugno del 44 a Cleveland. Il primo ministro Antanas Merkis, su richiesta sovietica, tenta di catturare Smetona. Vladimir Dekhanozov atterra a Kaunas per supervisionare il processo di annessione della Lituania. 15 giugno del 40, alle 3 le truppe sovietiche attaccano e catturano i posti di frontiera lettoni di Maslenkons e Smiley. 16 giugno 40, simili ultimatum vengono lanciati a Estonia e Lettonia. 16 giugno 40, il primo ministro lituano Antanas Merkis rimuove Antanas Smetona dall'incarico di presidente ed assume legalmente la presidenza. 17 giugno del 40, Estonia e Lettonia si arrendono alle richieste sovietiche e vengono invase. Il primo ministro lituano Antanas Merkis nomina Justas Paleckis nuovo primo ministro e si dimette ed è arrestato. 18 giugno del 40, Svezia e Germania sottoscrivono un permesso di trasferimento per l'esercito tedesco dalla Norvegia usando territorio svedese. 20 giugno 40, formato un nuovo governo lettone filo-sovietico. 21 giugno 40, formato un nuovo governo estone contenente solo attivisti di sinistra, deportando tutti gli altri. L'URSS organizza un certo numero di manifestazioni col supporto dell'Armata Rossa in diverse città. 22 giugno del 40, la Francia si arrende. 4 luglio del 40, Svezia e Germania sottoscrivono un trattato che permette il trasferimento di materiale bellico tedesco tra la Norvegia e porti del sud della Svezia. 11 luglio del 40, il distretto militare baltico è creato dall'URSS a Riga, sul territorio delle, solo teoricamente, ancora indipendenti repubbliche baltiche. 14-15 luglio del 40, elezioni in Estonia, Lettonia e Lituania, dove i candidati non comunisti furono estromessi e uccisi. 17 luglio 40, l'autodichiaratosi presidente lituano Antanas Merkis è imprigionato e deportato a Saratov, Unione Sovietica. Morirà il 5 marzo del 55. 21-23 luglio del 40.
Il nuovo Parlamento estone muta la nazione secondo gli standard sovietici. 21 luglio del 40, il nuovo governo lettone Seimas deve accettare decreti che prevedono la sovietizzazione e la nazionalizzazione dei beni. 22 luglio 40, il presidente della Lettonia, Karlis Ulmanis, è arrestato e deportato in Unione Sovietica e non farà più ritorno. Morirà in prigione a Krasnovodsk il 20 settembre del 42. 23 luglio 40, esponenti delle delegazioni diplomatiche baltiche a Londra e Washington protestano contro l'occupazione sovietica e l'annessione delle loro nazioni. 23 luglio 40, dichiarazione di Sumner Welles, sottosegretario di Stato degli USA, politica statunitense di non riconoscimento dell'occupazione e annessione delle repubbliche baltiche e blocco dei beni negli USA. 30 luglio 40, il presidente dell'Estonia, Konstantin Paz, è imprigionato dalla NKVD e deportato in Russia, dove muore al manicomio di Kalinin, il 18 luglio del 56. 3 agosto del 40, l'URSS annette la Lituania. 5 agosto 40, l'URSS annette la Lettonia. 6 agosto 40, l'URSS annette l'Estonia. 6 settembre 40, l'Unione Sovietica ottenne diritto di trasporto di truppe e materiali dalla Finlandia, tra Anko e il confine sovietico. 22 settembre 40, la Germania ottiene diritti di trasporto di truppe e materiali dalla Finlandia tra la Norvegia settentrionale e i porti del Golfo di Botnia. 12 novembre 40, la Germania rifiuta all'URSS il diritto di occupare la Finlandia ai negoziati di Berlino. 14 giugno del 41, prime deportazioni di massa in Estonia, 20.000, Lettonia, 25.000 e Lituania, 28.000, verso i campi di sterminio in Siberia. 22 giugno 41, operazione Barbarossa. La Germania invade l'Unione Sovietica. 24-25 giugno 41, massacro di Regnai di prigionieri politici sovietici in Lituania. 25 giugno 41, inizia la guerra di continuazione tra Finlandia e l'URSS. 24 luglio 41, massacro dei civili a Kautla, Estonia.